Oggi il Cerletti ha ricevuto questo nuovo trattore New Holland, quindi insomma prosegue la collaborazione tra istituto scolastico ed enti del territorio. Sì, è una prova, una dimostrazione che ci sono enti del territorio come il Consorzio Treviso-Belluno che hanno una particolare attenzione non solo rispetto alle nostre esigenze come azienda agraria del Cerletti, ma anche formative dei nostri ragazzi, perché è attraverso questi mezzi che possono venire a conoscenza delle ultime novità del settore, quelle soprattutto della meccanizzazione, che è molto legata anche al giorno d'oggi a quella che è la sostenibilità ambientale. Le scuole sì, hanno dei fondi propri e possono acquistare direttamente qualche cosa, macchine agricole, accessori rispetto alle macchine agricole, però è impensabile poter avere mezzi di ultima generazione. Nel caso di acquisto poi insomma il mezzo si tiene per tanti anni e rischia di diventare vecchio rispetto alle esigenze del settore. Quindi sicuramente li andiamo ad implementare queste collaborazioni proprio per far sì che l'istituto sia all'avanguardia, diversamente non potremmo fare, sarebbe un onere dal punto di vista economico troppo elevato per una scuola. La progettualità in un istituto tecnico agrario enologico come il nostro è fondamentale perché è una progettualità molto legata alle materie di indirizzo, quindi proprio quelle legate alla coltivazione, non solo dell'aspetto vitivinicolo ma anche delle produzioni e trasformazioni in generale e della gestione del territorio, per cui per noi è fondamentale avere mezzi per effettuare laboratori interni sicuramente ma anche esterni nei 23 ettari di terreno che abbiamo. L'arrivo di un percorso che stiamo facendo da anni con l'Istituto Cerletti di collaborazione fattiva e attiva con il Consorzio in termini anche operativi e pratici con i ragazzi, e perciò noi mettiamo a nostra disposizione quello che è il know-how, quelle che sono un po' anche le esperienze che abbiamo e che loro comunque poi devono mettere in pratica nei vigneti e non solo. Perciò è uno scambio assolutamente costruttivo che culmina oggi con la consegna di un mezzo che è un nuovo modello del New Holland T4 dedicato appunto ai vigneti, che è diciamo quello che oggi sul mercato è un prodotto straordinario, unico e con le tecnologie che servono oggi in campo per ottimizzare quelli che sono anche i tempi e rendere tutto diciamo più fruibile e con dei costi sicuramente più bassi, perché anche dal punto di vista dei consumi è un mezzo che oggi va incontro a quelle che è un po' anche la sostenibilità. Perciò oggi è un'occasione unica per noi per dimostrare quanto siamo vicini a questo istituto che oltre all'osticità per noi rappresenta un po' anche il futuro, perché è anche un metterci anche in discussione nei confronti di ragazzi che sono operatori molto attenti del mondo delle macchine, appunto dei mezzi agricoli, che sanno quello che devono dare, perché comunque in azienda tutti hanno la possibilità di confrontarsi, perciò anche per noi è un banco di prova che ci aiuterà anche a migliorare dove e come sia possibile per rendere questo mezzo ancora più efficiente e più efficace.